Da diversi anni, durante le inaugurazioni dell'anno giudiziario a Venezia, sono stati lanciati allarmi per la carenza di organico. Ma allora almeno si poteva lanciare un appello perché venisse indetto un concorso. Oggi no. I concorsi ci sono stati, ma diversi posti sono comunque rimasti scoperti. Noi siamo davvero al limite anche dell'impegno dei magistrati e del personale che è presente e quindi l'eccezionalità non può diventare la regola, ma soprattutto questo dimostra che se fossimo messi nelle condizioni noi potremmo lavorare meglio e con una produttività anche maggiore. Per chi preferisce non venire a lavorarci, Venezia è ritenuta scomoda e troppo cara, tanto da passare per sede disagiata. Ma a parlare di una giustizia a rischio paralisi, ha detto la presidentessa dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, Federica Santinon, oltre a far stringere il cuore ingeneroso. C'è un problema importante di mancanza di magistrati, mancanza di cancellieri e dirigenti amministrativi, però non bastano i titoli ad effetto, anche perché è ingeneroso nei confronti di coloro che sono attualmente in servizio e che si impegnano per fare il possibile. Da questo punto di vista si chiede al Ministero di mettere in atto degli incentivi che prendano atto della specificità di Venezia. Ma Venezia non è la sola ad avere problemi di organico in Veneto. Io ho scritto, come ho detto prima, un'informativa alla Ministra della Giustizia in data 28 dicembre scorso, facendo presente la situazione drammatica degli uffici giudiziari di Treviso, in particolare della Procura, per cui io ho fiducia che qualcosa si muova. I problemi di una giustizia che oltretutto è chiamata ad affrontare una mole di lavoro crescente e inedita per tematiche in Veneto, si tratti di processi per il crack delle popolari venete o per mafia, 'ndrangheta e camorra, è nota al governo. Tutta la pubblica amministrazione nella città di Venezia è assolutamente complicata e deve essere, rivista anche attraverso la legge speciale, quindi questo credo che sia il nucleo forte. Poi chiaramente vi è una forte richiesta di un aumento del personale che arriverà sicuramente attraverso il PNRR e le riforme collegate del civile e del penale.